ויפה לפשעי דממיה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. Siamo qui per ricordare il più grande abominio della storia, che è la Shoah, e per manifestare la nostra fratellanza ai concittadini italiani di religione ebraica e a tutti gli ebrei del mondo. Come Regione del Veneto vogliamo commemorare le vittime dell'Olocausto e delle leggi razziali, 6 milioni di persone che hanno perso la vita, e per questo è giusto trasmettere alle giovani generazioni l'orrore di quanto è accaduto affinché ciò non debba più ripetersi. È una giornata importante che viene celebrata anche con la presenza del Presidente della Regione Veneto e del Consiglio regionale del Veneto, e è il ricordo di una grande tragedia che c'è stata, e anche il ricordo e il mantenere vita questo ricordo per far sì che una tragedia del genere non succeda mai più. Una giornata per non dimenticare tutte le vittime che purtroppo la Shoah ha fatto. È un ricordo che deve rimanere a tutti i giovani, una giornata assolutamente da non dimenticare. Siamo qua oggi in questa particolare giornata per ricordarci ogni anno il nostro impegno, che deve essere nel non far ripetere questa storia, che deve essere ricordata appunto dai giovani fino ai più anziani, proprio per evitare che possa ritornare. L'Europa su questo deve fare veramente la sua parte, perché l'Europa deve essere garanzia che questi eventi non possano ripetersi. Come ha detto il Rabbino Capo di Venezia, noi dobbiamo avere sempre la memoria e la consapevolezza che potremmo essere quella generazione che è uscita viva dai campi di concentramento, quindi non dobbiamo mai dimenticare e portare avanti il ricordo di quanto è successo per l'insipienza di un popolo che non ha saputo opporsi a questo orrore. Sono 74 anni dalla liberazione di Auschwitz e per questo è stata fatta la legge sulla memoria. Ero parlamentare quando votammo questa legge. Il senso di questa giornata sta nella presenza dei giovani, riuscire a tramandare la memoria di quel che è stato l'Olocausto affinché forme di questo tipo non possano ripetersi, e forse è bene ricordarsene anche oggi, ogni giorno in cui vengono proposte magari leggi diversificate tra gli italiani e quelli non. Come ogni anno il Consiglio regionale insieme alla Giunta regionale partecipa a questa importantissima giornata della memoria. Come ha detto il Presidente Zaia, non è una semplice partecipazione ad un evento, diciamo, o meglio a un adempimento che si deve fare, ma è un momento significativo in cui in tutti questi anni ho visto che sempre i consiglieri sono venuti veramente con una partecipazione spontanea e sempre sono rimasti toccati e impressionati nel visitare questi luoghi, soprattutto questo ghetto ebraico che ha una sua storia e quindi rappresenta forse il momento storico anche del Veneto per la comunità ebraica, e per questo motivo ritengo che Venezia, con la sua storia intrecciata con quella della comunità ebraica, sia un momento, un luogo di pace e anche di incontro e non di violenza.